che raccoglie le banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo di Cassa Centrale Banca, e la Federazione Veneta, che raccoglie le banche venete appartenenti al gruppo di ICREA, hanno voluto finanziare interamente questo progetto attraverso i finanziamenti di Fondo Sviluppo del Credito Cooperativo, per accrescere la cultura finanziaria nei giovani, negli studenti, sia per quanto riguarda gli aspetti legati alla raccolta e al risparmio, sia per quanto riguarda l'impiego di questi risparmi nei finanziamenti. La nostra federazione è sempre stata impegnata sempre di più nella diffusione della cultura identitaria del credito cooperativo, di cui poi il video sarà molto più esplicativo e didattico nel farvi conoscere le peculiarità e le caratteristiche, ma soprattutto nelle attività mutualistiche, che vuol dire aiuto al territorio, alle associazioni, al volontariato, ai giovani, allo sport, alla cultura, al sociale, ma con una particolare attenzione ai più fragili. E questo è un compito che ci ha assegnato la Costituzione con l'articolo 45, che verrà sicuramente sviluppato nel seguito del progetto, laddove viene tutelata la cooperazione, non tutta, ma quella che ha queste caratteristiche, cioè il carattere della mutualità e della non speculazione, ovviamente, intento speculativo, che nel nostro movimento non c'è. Questo progetto è finalizzato specificatamente ai giovani, dicevo, a sviluppare la cultura finanziaria. Una recente indagine dell'Ocse ha classificato il nostro paese tra gli ultimi paesi europei come tasso di educazione finanziaria. Ecco quindi la necessità di partire soprattutto dalle scuole, per avere un corretto e consapevole approccio e responsabile a questa problematica. Un altro obiettivo importante che ci proponiamo è la conoscenza delle nuove forme di risparmio. Il risparmio, per la sua importanza, per la sua finalità, per l'uso del risparmio, che come sapete o come saprete sono incardinati in un altro articolo importante della nostra Costituzione, l'articolo 47, che affida al sistema bancario, alle banche, a tutte le banche, affida la garanzia e la tutela del risparmio in tutte le sue forme e a tutti i cittadini italiani. E questo è un altro pilastro che le banche devono coltivare, devono sostenere e devono assicurare continuamente. Oggi non è più possibile celebrare solo, come si faceva una volta, la festa del risparmio, no? L'occasione che si consumava in qualche ora e poi finiva lì con la consegna ai ragazzi del salvadanaio. Questa era la tradizione, che andava bene qualche decennio fa. Oggi purtroppo, o per fortuna, perché anche dei vantaggi, non è più così. E quindi un altro obiettivo da cogliere è proprio questo, cioè di guardare all'evoluzione di questa problematica, che è volta a riconoscere i rischi sempre più pericolosi, e li abbiamo tutti in tasca e voi li avete più tempo di quanto non l'abbiamo noi. Questo strumento tecnologico che è il telefonino, che poi non è più un telefonino perché in gran parte viene usato per altre ragioni, per altri servizi, che usiamo quotidianamente con troppa disinvoltura. Ecco, da ultimo, far conoscere il credito cooperativo, le nostre peculiarità, che come apprenderete durante lo sviluppo del progetto sono caratteristiche veramente diverse dalle altre banche. E questo è il mese dedicato all'educazione finanziaria. Il mese di ottobre è stato dedicato all'educazione finanziaria, quindi la nostra partenza si colloca proprio nel momento giusto. Il Sole 24 Ore ha già iniziato durante questo mese, sta finendo con paginone e inserti per sviluppare questo tipo di iniziativa e per dare una caratteristica sempre più presente a questa problematica. È stato definito un manifesto di educazione finanziaria che conoscerete e conosceranno anche tanti altri nei prossimi mesi. La cosa nuova rispetto all'anno scorso, perché questa è la seconda stagione della nostra attività nelle scuole, la cosa nuova rispetto all'anno scorso è che è stato depositato proprio in questi ultimi mesi un disegno di legge per introdurre nei programmi scolastici nell'educazione civica l'educazione finanziaria. Se sarà così è veramente un passo importante che è stato compiuto. Ringrazio tutti, ringrazio gli studenti, gli insegnanti,
l'Università di Padova, in particolare il professor Den, le BCC collegate, l'IRACOP e Fondo Sviluppo delle Cooperative. Grazie ancora e buon proseguimento a tutti. Grazie Presidente e naturalmente buon lavoro a lei e a tutte le banche collegate che appunto ho citato prima e che saluto nuovamente. Adesso, come vi avevo detto ragazzi, lo scorso anno abbiamo fatto questo percorso, è stato entusiasmante, abbiamo girato veramente tutto il Veneto perché le 5 banche coprono tutte le province e le stesse scuole che sono collegate oggi veramente sono da ogni parte del Veneto. In un brevissimo video vi facciamo vedere che cosa è stato l'anno scorso e che cosa vi dovete aspettare quest'anno. Education, con il vostro progetto Un linguaggio innovativo, avete utilizzato i Lego per raccontare che cosa? Sicuramente abbiamo cercato di raccontare proprio e di mettere in risalto l'utilità di questi fondi pensionistici e assicurativi. Mi si è aperto un piccolo mondo che non sapevo. Con i fondi, non a fondi, buona visione. Una volta appresi tutti i concetti che ci sono stati spiegati è stato molto anche soddisfacente per noi poterli esprimere con mano propria, e anche perché siamo entrati non nella mentalità magari per trattare un argomento così magari distante dalla gioventù, come per esempio sono i risparmi, le pensioni, e appunto questo lavoro è il frutto di una riflessione basata sul fatto che vogliamo incoraggiare i giovani a pensare al futuro. È proprio quindi il messaggio e il linguaggio con cui è stato comunicato attraverso i Lego, e quindi è stato tutto in modo da comunicarlo non solo alle persone che sono di un'età un po' più avanzata, ma anche a persone. Il nostro obiettivo è appunto quello di invogliare i ragazzi ad approfondire questo tema e questo fantastico mondo. È stato molto interessante imparare queste nuove cose che comunque mi serviranno per sicuramente quando uscirò dalle scuole, quindi comincerò la mia vita nel mondo del lavoro. Ecco, questo era il percorso dello scorso anno e adesso sarete voi a scrivere questo percorso 2023-2024. Ci dispiace che non riusciamo ad interagire concretamente, ma ovviamente siamo tutti distanti online, ma vedrete che avremo tantissime ore e poi anche appunto l'evento finale che, come avete visto, è molto interessante e molto emozionante. A proposito di banche, adesso vogliamo dare un saluto a tutte le banche che stanno coinvolte, che come avete visto vi apriranno le porte, vi mostreranno anche i segreti, i caveau. Avete visto la ragazza che apriva il caveau, è stata una delle cose molto interessanti, ma mi parleranno anche di tematiche a voi care,
ad esempio abbiamo parlato anche molto di blockchain. Infatti le 5 banche che adesso ci saluteranno ci racconteranno 5 tematiche che poi voi tratterete a scuola e in banca. Voglio iniziare con il presidente di Banca Adria Colli Euganei, Mauro Giuriolo, che è qui con noi, e con Angela Spinello, che ha detto all'ufficio comunicazione e marketing, che ci parleranno in particolare, parlando della loro banca, con un saluto molto veloce, di finanza etica e sostenibile, che è uno dei temi che tratteremo. Buongiorno. Buongiorno a tutti, un ringraziamento al Presidente e Direttore della Federazione Nord-Est e a IRECOP per aver ideato e continuato questa grandissima iniziativa. Saluto gli oltre 1000 studenti che ci ascoltano, che sono collegati, e fa piacere che siano cresciuti nel numero, e in modo che ci avviciniamo sempre di più a quello che è il mondo dello studio, della scuola, e facciamo conoscere il nostro modo diverso di fare banca. Io porto i saluti miei e quelli del mio consiglio di amministrazione, quelli del mio direttore Tiziano Manfrin, che oggi non può esserci, ma vi saluto a tutti, e voglio chiaramente ribadire che noi siamo diversi. È stato ribadito più volte, perché siamo un credito cooperativo, siamo fatti, Banca Adria Colli Euganei è fatta di 6.400 soci, 60.000 clienti, ma per noi i soci sono fondamentali da tutti i punti di vista, ma soprattutto perché sono quelli che hanno sostenuto e che credono in maniera molto forte, perché per noi l'essere soci significa anche essere attivi e sostenere in maniera preponderante l'attività della banca. E quindi ecco, per noi è importante ribadire chi siamo, ma soprattutto essere aperti a quello che sarà il futuro, che stiamo tutti insieme costruendo, ma lo dobbiamo costruire con dei grandi fondamenti, con dei grandi valori, primo fra tutti quello della presenza e della vicinanza al territorio, e quello della sostenibilità. Io passo subito la parola alla dottoressa Angela Spinello, che vi darà poi ulteriori approfondimenti. Grazie e arrivederci a presto. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ci è stata oggi allora lanciata questa sfida, quella di presentarci parlando di finanza etica e sostenibile, che è sicuramente un tema che riguarda tutti noi, che ci tocca allo stesso modo e che richiede di agire subito. Voglio fare una piccola premessa, quella di dire ai ragazzi di godersi questo progetto al massimo, di divertirsi, di essere curiosi e di fare soprattutto tante domande, di imparare tanto. Detto ciò, che cosa ci viene in mente quando parliamo di finanza sostenibile? Sicuramente pensiamo alla sostenibilità, all'ambiente, con il territorio. Avremo tutti sentito parlare dei cosiddetti fattori ESG. Perché è proprio questa la finanza sostenibile? È proprio un insieme di strategie di investimento che considerano questi fattori sotto un punto di vista ambientale, sociale e di governance. Quindi nella gestione appunto dei progetti nella nostra vita quotidiana di tutti i giorni. Significa quindi creare un valore nel futuro, nel tempo, non compromettendo l'ambiente, non compromettendo il territorio in cui viviamo. Significa rendere il mondo migliore. È da tanti anni che le nostre istituzioni stanno cercando di raggiungere questi risultati. Si pensi alla Commissione Europea, che ha proposto il Green Deal europeo, all'Agenda 2030, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, tutta una serie di strategie che sono molto importanti. Ma è molto importante che tutti noi, nel nostro piccolo, ogni giorno, cerchiamo di far andare meglio le cose, in questo senso. E quindi quello che ci chiediamo è regolamentato questo sistema? C'è qualcuno che ci controlla, che fa? Beh, assolutamente è un sistema che esiste, la tassonomia è un sistema molto regolamentato, però ricordiamoci sempre che tutto sta anche in mano a noi, sta tutto nelle piccole azioni quotidiane. Detto ciò, detto questo, vi ringrazio, vi saluto, passo la parola ai colleghi e buon progetto a tutti. Buon inizio. Grazie mille a voi che avete anche aperto con i saluti. A questo punto io passo la parola e andiamo a Cortina, a questo punto, con Riccardo Manfrin di Cortina Bank, che ci parlerà in particolare di Banca del Territorio. Abbiamo scelto proprio di far parlare Cortina perché Cortina ha un territorio molto particolare, adesso sappiamo che è al centro della scena anche per le Olimpiadi, e quindi la parola a Riccardo Manfrin. Grazie mille.
Ciao a tutti, il mio nome è Riccardo e appunto lavoro a Cortina Banca da 2 anni e mezzo. La mia è una banca comunque di credito cooperativo che ha sede a Cortina da un pezzo e può contare in tutto su 10 filiali, quindi a me personalmente piace definirla come una banca piccola, perché comunque non siamo grandi, però abbiamo un cuore grande. E infatti siamo da 130 anni insediati sul nostro territorio e ci definiamo Banca del Territorio. Ed è proprio questa nostra caratteristica, cioè il legame con il territorio, che voglio comunicarvi oggi, insomma. Cortina Banca, come insomma tutte le nostre consorelle banche di credito cooperativo, ha nel proprio DNA la natura di essere un'impresa con spirito cooperativo e gioca un ruolo importante nello sviluppo della comunità nel quale svolgiamo la nostra attività di impresa. Sinceramente, fino a poco tempo fa, e prima di entrare in questo mondo, perché sono entrato in questo mondo 2 anni e mezzo fa, prima facevo tutt'altro, quando sentivo queste affermazioni, quindi la domanda era: ma cosa cambia rispetto a una banca commerciale? Perché siamo diversi? La risposta era sempre un niente, per me insomma era indifferente da ignorante. Ad oggi ovviamente la mia risposta è diversa e infatti ho scoperto che questo mondo, ho capito che abbiamo un'importanza fondamentale per il territorio e come le nostre scelte lo influenzino. I principi in base ai quali operiamo, che sono scritti nel nostro statuto, per esempio, si ispirano a mutualità, senza fini di speculazione privata, e mirano a perseguire il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche dei nostri soci e di chi vive nei nostri territori. La banca di credito cooperativo è una banca che sostanzialmente ha una doppia anima, svolge sia la funzione di intermediario creditizio che di impresa a responsabilità sociale. Noi infatti offriamo i servizi bancari al pari delle altre banche, non è che facciamo di più o di meno, però abbiamo degli obiettivi di natura economica che come gli altri competitor dobbiamo comunque giocare con le regole comuni e quindi dobbiamo anche noi avere una natura economica. Però abbiamo una specificità e questa specificità è che noi vogliamo perseguire il benessere dei soci e lo sviluppo dei territori in cui operiamo. Basta pensare che come banche locali abbiamo anche dei vincoli di operatività che deve essere circoscritta sui territori di insediamento. Questa prossimità geografica, per esempio, ci permette di avere anche una prossimità relazionale. Conosciamo bene la nostra clientela, perché ci viviamo con essa, come diceva prima il nostro collega Luca, e viviamo nei stessi luoghi, nello stesso ambiente. Quindi i nostri clienti principali sono i nostri soci e sono espressione del nostro territorio, in quanto, come condizione necessaria per essere soci, devono proprio risiedere nella zona di competenza della banca. Per concludere e rispondere alla domanda che ho fatto in precedenza, quindi, la differenza con le banche commerciali è che il nostro scopo è tutelare e preservare la ricchezza del territorio proprio. Non a caso, infatti, gli utili che noi facciamo non vengono distribuiti al Mario Rossi di turno che è investito su di noi in borsa. No, i nostri utili vengono riservati sulla società e sul territorio nella quale operiamo. Quindi ridiamo quello che noi prendiamo, poi lo ridiamo anche sul territorio. Vi do un ultimo dato prima di chiudere dalla parola ai colleghi. Noi banche del territorio siamo allocati in 702 comuni italiani dove senza di noi non ci sarebbero sportelli bancari. E ovviamente non stiamo parlando dei comuni di Milano e Roma che sono enormi, stiamo parlando di comuni che per l'86% hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che probabilmente non verrebbero ritenuti allettanti dai nostri competitor ormai banche grosse commerciali. Si può dire quindi che noi BCC aiutiamo a contenere lo spopolamento impegnandoci a preservare il servizio bancario anche in aree che sono a rischio di marginalizzazione. Io spero di avervi dato un motivo in più per credere alle nostre credito cooperative e lascio la parola ai colleghi. Grazie mille. Grazie mille anche a Riccardo Manfrin. E adesso andiamo invece in quel di Schio, lo facciamo con Alberto Marangoni, responsabile ufficio marketing di BVR, Banche Venete Riunite. Alberto, eccoti qui. Sì. A te il compito di parlare in particolare di un tema che so che è molto caro ai ragazzi, quello dei pagamenti digitali, perché so che voi avete anche organizzato un evento di qui a breve, verso novembre, in cui parlerete proprio di questo. Sì, grazie Michela, buongiorno a tutti intanto. Io sono appunto Marangoni Alberto, responsabile marketing di BVR Banca, appunto la sede a Schio, quindi siamo nell'Alto Vicentino, una banca che ad oggi conta circa 38 filiali e a breve insomma saranno 40, anche questo è un po' un dato in antitesi diciamo rispetto magari alle banche nazionali, insomma visto che noi banche di credito cooperativo ci distinguiamo anche perché comunque
affrontiamo, diciamo, il fenomeno della desertificazione bancaria, insomma, andando comunque ad aprire ancora sportelli anche nel 2023. Il tema che volevo brevemente accennare oggi appunto è quello dei pagamenti digitali, una tecnologia che sta rapidamente trasformando appunto il mondo, il modo in cui acquistiamo e vendiamo i nostri beni e servizi sostanzialmente. Ed è un mondo dove noi banche di credito cooperativo, comunque se magari qualche anno fa eravamo un po' più indietro rispetto magari al mondo delle banche nazionali, adesso abbiamo sicuramente colmato il nostro gap e offriamo sicuramente, diciamo, delle soluzioni all'avanguardia e allineate a quelle della concorrenza. Col mondo dei pagamenti digitali intendiamo ovviamente tutti quelli effettuati con gli strumenti elettronici, quindi carte di pagamento, wallet digitali, app di pagamento che vanno sostanzialmente ad attingere direttamente dai nostri conti. Quindi ovviamente hanno tutta una serie di vantaggi rispetto ai pagamenti tradizionali che di solito facciamo in contanti. Sicuramente sono estremamente più comodi in quanto sono rapidi da effettuare, non ci chiedono il fatto di avere con noi sostanzialmente dei contanti. Proprio l'altro giorno sono andato a Milano, insomma, ed è stato bellissimo, insomma, fare tutto quanto proprio con lo smartphone, dal biglietto del treno all'ingresso in metropolitana, i pagamenti nei negozi, insomma, quindi questo è assolutamente un dato presente, insomma. Sono sicuri perché appunto hanno sottostanti delle tecnologie molto importanti come la crittografia dei dati piuttosto che l'autentificazione a più fattori, insomma, e sono anche tracciabili. Questo insomma è anche un elemento molto importante perché garantiscono, diciamo, il contrasto contro l'evasione fiscale. Ovviamente in Italia siamo sempre un po' più indietro, insomma, rispetto al mondo, però stiamo pian pianino evolvendo proprio, insomma, perché questi pagamenti digitali sono trascinati dalla tecnologia e dall'innovazione, insomma. Vedremo sicuramente delle interessanti novità nell'ambito dell'intelligenza artificiale che ci aiuterà, insomma, nei pagamenti digitali piuttosto che tramite i dispositivi mobile, insomma, perché noi abbiamo sempre in mano cellulari piuttosto che indossiamo ogni giorno, insomma, gli smartwatch. E ricollegandomi a Michaele, insomma, sicuramente vedremo anche delle interessanti novità nell'ambito della blockchain, che appunto è la tecnologia che è alla base delle criptovalute, insomma, cito su tutte il Bitcoin, che è proprio un tema dove di solito i ragazzi rizzano, insomma, le orecchie, insomma, nel momento in cui sentono parlare di questa tematica, e anche negli incontri che abbiamo avuto negli altri anni, l'anno scorso, insomma, con le scuole, sicuramente erano molto molto interessati, ecco. Noi come BVR Banca, ma insomma come del resto anche le consorelle, andiamo ad approfondire queste tematiche sia tramite il progetto Education, ma anche promuovendo appunto degli eventi ad hoc proprio, insomma, per approfondire questi temi che sono molto cari alla clientela e soprattutto a voi ragazzi, insomma. Quindi niente, vi invito a consultare, ecco, il sito di BVR Banca, ma anche quello delle consorelle, insomma, perché ci sono sempre tanti eventi interessanti proprio per promuovere l'educazione finanziaria, non solo nel mese di ottobre, ma proprio anche durante tutto quanto l'anno. Quindi, insomma, seguiteci nei nostri siti, nei nostri social, insomma, che noi ci siamo come banche di credito cooperativo. Basta, non mi dilungo ulteriormente e niente, ci vedremo in presenza a febbraio e a marzo, insomma, presso la nostra banca, e niente, quindi a presto e buon proseguimento. Grazie Alberto. E adesso invece andiamo con Banca Prealpi San Biagio, in particolare con Rossella Maset, responsabile comunicazione e relazioni esterne della banca, che dovremo avere qui con noi. Sì, eccomi qua, buongiorno a tutti, benvenuti, felici anche di essere presenti anche quest'anno. Io sento un po' di disturbo, non so se mi sentite bene. Sì, sentiamo un ritorno audio, ma non capiamo da dove viene. Ecco, felici, diciamo così, di partecipare anche quest'anno ad Education, di ospitare le nostre scuole. Quest'anno siamo cresciuti anche per la parte, diciamo, che riguarda il coinvolgimento di scuole che operano nel nostro territorio, per cui oltre a rinnovare i saluti sia all'Istituto Verdi di Valdobbiadene sia all'Istituto Casagrande di Pieve di Soligo, diamo il benvenuto da parte nostra ai
agli studenti e ai docenti del Liceo Ferrari di Este e agli studenti e ai docenti dell'Istituto Tecnico Commerciale di Portogruaro. Avremo poi occasione senz'altro di vederci e di incontrarci di persona. Banca Prealpi San Biagio è una realtà del credito cooperativo, una realtà storica. Come altre consorelle festeggiamo anche noi i 130 anni di storia. Siamo attivi e presenti in provincia di Treviso, in provincia di Venezia, coprendo tutta l'area litoranea che appunto da Jesolo sale verso Lignano, verso la Tisana, e anche in provincia di Padova nel territorio estense. Di qui anche appunto questa variegata presenza territoriale di scuole. Banca Prealpi San Biagio, come anche il presidente Liviero ha anticipato nel suo intervento, ha nei suoi scopi statutari il favorire la raccolta e anche la tutela del risparmio da parte delle famiglie, delle persone che operano nelle nostre comunità. È un compito istituzionale importante, al quale chiaramente si associa poi tutta una dimensione commerciale, come è logico che sia per un'impresa. E lo fa tenendo sempre conto, sempre da conto, quel profilo di valori e di eticità che contraddistingue il credito cooperativo. Parlare di risparmio equivale a parlare di futuro, perché invita le persone e anche i giovani, li sollecita molto su questo tema. Risparmiare significa non solo accantonare una parte dei propri guadagni, delle proprie risorse, sottraendole alla spesa quotidiana, che è assolutamente necessaria, significa volgere lo sguardo ad una programmazione in divenire, significa disporre in futuro di risorse che possono servire per soddisfare dei bisogni o affrontare dei progetti, i famosi sogni nel cassetto, ma anche per far fronte a eventuali rischi che la vita, imprevedibilità o situazioni particolari che la vita ci può riservare. E questo genera nelle comunità stabilità e sicurezza per il futuro. È un aspetto estremamente importante. Banca Prealpi San Biagio ha anche attivato ormai da più di 10 anni dei suoi percorsi di formazione per il risparmio dei giovanissimi. Pubblichiamo da tanti anni un fumetto che si chiama Alex Dream, ed è un fumetto che vi invito ad andare in filiale a chiedere per poterlo leggere, magari condividere. Può essere uno spunto di riflessione anche per il percorso che state approcciando. Non basta, preservare una parte dei propri guadagni. Questi guadagni vanno anche avvalorati, cioè bisogna far sì che i soldi che teniamo da parte non perdano valore. L'inflazione di cui tanto sentiamo parlare è una dinamica che tende a sottrarre potere di acquisto e per contrastare appunto la perdita di valore che il tempo, le dinamiche inflattive possono portare sui nostri risparmi, è necessario investire queste risorse, fare degli investimenti che consentano di accrescere il valore o, nella migliore, nella minore delle ipotesi, quantomeno di conservarne il potere di acquisto. Ci sono tantissimi strumenti che possono aiutarci in questi percorsi. Uno di questi è investimenti, piani di risparmio, piani di accumulo, ma non voglio entrare nel dettaglio di questi prodotti che esistono sul mercato. Uno di questi senz'altro sono anche gli strumenti di previdenza complementare. La previdenza complementare consente di accantonare delle risorse
che verranno poi diciamo restituite alla persona sotto forma di un reddito futuro che andrà ad integrare le pensioni dell'INPS e le pensioni pubbliche. Anche questo è un modo per garantirsi una sicurezza nel futuro. Alla base di tutto questo, come è stato detto anche nell'intervento precedente, vale una relazione di fiducia e di rispetto reciproco che deve sempre essere presente, sulla quale noi come banche cooperative puntiamo tantissimo, tra i clienti, tra i nostri clienti, tra i nostri soci e più in generale tra i territori nei quali operiamo e la banca, l'istituto di credito che in essi opera. Io sono a disposizione eventualmente per delle domande e auguro a tutti voi un buon percorso di formazione e buon lavoro. Grazie. Grazie Rossella, tra l'altro il tema della previdenza è un tema che non pensavamo, è stata un po' una sorpresa lo scorso anno perché pensavamo che i ragazzi non fossero interessati, invece molti volevano parlare proprio della previdenza, quindi guardano al futuro, non solo al presente. Chiudiamo con Bruno Candita di Banca del Veneto Centrale, responsabile delle comunicazioni e relazioni esterne, che in particolare si soffermerà sul tema sistema banca. Io sono qua, quindi... Non lo vediamo però. Non ti vediamo ma ti sentiamo. Io ci sono. Michela ci sono, però non so se funzionerà. L'audio si sente molto distante e non vediamo nulla, però proviamo lo stesso, vediamo cosa riusciamo a fare. Proviamo lo stesso. Allora, intanto vi porto i saluti di Gaetano Marangoni, il nostro presidente, e di Claudio Bertollo, che è il nostro direttore generale. Io sono qua a sostituirli, però sono felicissimo perché questo mi consente di parlare con i ragazzi che praticamente fanno già le superiori, mentre in questi giorni noi stiamo andando in giro per le scuole primarie e per le scuole medie a parlare sempre di educazione finanziaria. È chiaro che il linguaggio sarà completamente diverso in questo caso perché dovremo parlare di banca non utilizzando le fiabe, i fumetti o i cartoni, ma parlando di cose più serie e più concrete. Anche perché questi ragazzi, che adesso sono anche all'ascolto, probabilmente a breve parlano del mondo del lavoro. Quindi parlare di banca è indispensabile. Che cosa è una banca? Spiegando due parole è abbastanza difficile. È semplice dire è un ruolo di intermediazione finanziaria. Ma che cosa vuol dire sostanzialmente? Vuol dire da una parte ricevere i soldi dai risparmiatori, dall'altra parte poterli dare a chi li deve utilizzare per fare degli investimenti o per fare degli acquisti importanti alla famiglia, piuttosto che all'acquisto dell'auto, cose del genere. È evidente che ci sono delle regole per parlare di regole. Chiedo scusa se... Purtroppo non si sente nulla, vero? Non si sente nulla purtroppo. No, purtroppo Bruno non si sente veramente nulla, si sente distante e a pezzetti. Ho capito, non so cosa... Più che altro è un peccato perché non sentiamo proprio nulla. E proviamo ad andare avanti, vediamo se riuscite a trovare un altro modo per collegarvi, magari con delle cuffiette, mi viene da pensare, attaccate al computer, oppure col cellulare vi collegate col cellulare. Sì, Bruno, eventualmente ti recuperiamo tra un po'. Intanto procediamo. Sì, esatto, intanto procediamo perché altrimenti poi è un peccato. E quindi abbiamo sentito che appunto la parte formativa, appunto coordinata dai Recop Veneto, ha il core business, diciamo così, attraverso l'Università di Padova e il Dipartimento di Economia dell'Università di Padova. E con noi abbiamo Francesco Zen, docente di Economia degli Intermediari Finanziari all'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali, Marco Fanno, in rappresentanza di tutti gli altri formatori che poi vedrete anche nelle foto. Il professore c'era anche l'anno scorso, quindi bissa anche questa seconda edizione e da anni ovviamente si occupa di educazione finanziaria per i ragazzi. A lei la parola. Bene, mi sentite? Bene. Assolutamente okay. Sì. Bene, grazie. Buongiorno a tutti e mi rivolgo soprattutto agli studenti che immagino saranno stanchi perché a 10 minuti diciamo, dalla merendina, così almeno ai miei tempi si chiamava,
evidentemente tutto il sangue va a finire allo stomaco e il cervello è completamente svuotato in questo momento. Per cui mi limiterò a darvi una rassicurazione. La rassicurazione rispetto a tutti i ragionamenti, i discorsi che abbiamo fatto, è che siamo, per dirla in inglese, up to date. Per dirla tra di noi, siamo sul pezzo. Perché siamo sul pezzo, ragazzi? Siamo sul pezzo perché, anzitutto, come ricordava il presidente Liviero della federazione, c'è un disegno di legge, quindi oltre ad aver istituito il Comitato per l'Educazione Finanziaria nel 2018, il governo, qualunque esso sia, di qualunque colore esso sia, nella fattispecie quello che c'era nell'aprile del 2023, che c'è dall'aprile del 2023, ha individuato un disegno di legge per introdurre all'interno dell'educazione civica l'educazione finanziaria. Il secondo aspetto riguarda proprio il Comitato per l'Educazione Finanziaria. Se voi andate sul sito di Quello che Conta, troverete tutte le informazioni e tutti, diciamo, i lavori e tutte le iniziative che vengono svolte da questo comitato, che è quello che poi organizza il mese dell'educazione finanziaria. Sono 6 anni che è in carica, in realtà sono 3+3, adesso è stato rinnovato il consiglio, e quindi vi invito, tra le 1000 informazioni che avrete di educazione finanziaria, di frequentare anche questo sito. L'indagine che viene svolta annualmente dal Comitato quest'anno ha un particolare titolo, cioè il rapporto Edufin 2023 dice educazione finanziaria, iniziamo dalla scuola. Quindi è evidente che l'efficacia dell'educazione finanziaria è molto più elevata se essa è diretta non ai testoni dei nostri genitori o ai testoni come me, ma diciamo ai ragazzi, i quali poi nella vita dovranno prendere una serie, già fin da subito, ma è molto probabile fra qualche anno, di decisioni finanziarie importanti come farsi un mutuo piuttosto che investire il denaro, piuttosto che stipulare una polizza vita, piuttosto sostanzialmente di avere una percezione che io dico è quella che i soldi servono per vivere tranquilli. Quindi i soldi investiti tranquillamente sono soldi che aiutano a vivere meglio. Il terzo elemento l'ho sentito questa mattina. Allora, voi tutti conoscete Antonio Albanese, immagino, che è un attore regista, quello di Cettola Qualunque, quello di Qualunque Quante Mente, insomma, tutte quelle cose lì. Ebbene, Cettola Qualunque, no, scusate, Antonio Albanese ieri ha presentato un film dal titolo, sinceramente non l'ho compreso, però si chiama 100 Domeniche, e questo film è dedicato, uscirà il 23 novembre sugli schermi, è dedicato ad un operaio che perde tutti i suoi risparmi a causa dei crack bancari. Ora, siccome noi veneti abbiamo dimostrato negli anni di essere dei campioni nei crack bancari, che magari vi saranno anche spiegati, perché quando voi eravate, diciamo, all'età delle elementari, in Veneto sono succedute cose molto, molto particolari nel sistema bancario. Ecco, questo ha mandato nel panico, ma soprattutto ha mandato, diciamo, ha distrutto il risparmio di moltissime famiglie. La trama del film non la conosco, diciamo che l'oggetto principale è questo: un operaio che aveva destinato tutti i suoi risparmi per finanziare il matrimonio della figlia si ritrova ad avere 0 risparmi da dedicare al giorno più importante che lui reputava per la sua famiglia. Ecco, io credo che questo, diciamo, messaggio, anche perché poi sapete che Albanese, insomma, ci fa abbastanza ridere, ancorché, diciamo, sia particolarmente profondo in certi passaggi. Ecco, io spero che questo non accada mai a nessuno di noi, perché questo è veramente un elemento disastroso nella vita delle persone.
Quindi vi chiedo di andare a vedere il film, andremo magari a vederlo insomma, insieme metaforicamente, e dall'altro di ricordarvi di quanto importante sia il denaro, di quanto sia importante il risparmio, non per arricchirsi, ma per vivere sereni. Ci vediamo ai corsi. Buona giornata a tutti. Grazie professore. Allora Federica, io devo passare la parola a te anche per un saluto e per mostrarci anche la foto dei formatori che vedranno i ragazzi anche a scuola. Infatti, adesso avremo un po' le facce, ma soprattutto chiedo, ragazzi, ci siete? Siete ancora lì? Perché il protagonismo che oggi ci siamo presi noi, invece, lasciandovi poche parole, ma riempiendovi, insomma, di stimoli e di contenuti, è quello che invece baratteremo in uno scambio, insomma, a vostro vantaggio, perché tutti gli apprendimenti e tutte le attivazioni che oggi vi abbiamo in qualche modo fatto semplicemente assaporare, avrete modo proprio di masticarle con i colleghi che verranno in classe e vi proporranno 4 moduli formativi sulle tematiche che hanno sviscerato già un po' i colleghi delle banche. Poi avrete modo proprio di metter piede all'interno degli istituti bancari e di avere i professionisti delle banche a vostra disposizione per le vostre domande, i vostri quesiti. E poi ci sarà un ulteriore modulo nel quale sarete voi invece a mettervi in gioco e a costruire la vostra lettura degli apprendimenti che avrete fatto. Quindi, come avete visto nel video iniziale, i vostri colleghi dello scorso anno, i vostri compagni, sarete voi proprio a raccontarci la vostra prospettiva, a narrare con le modalità digitali che sicuramente sono nelle vostre corde, e proprio a raccontare che cosa vi ha stimolato, che cosa vi portate dietro da un lavoro, da un percorso di quest'anno. Per cui non entro nel dettaglio, insomma, dei moduli, di altre cose, ma vi voglio soprattutto rassicurare che mentre oggi siete stati un po' passivi, perdonateci, la parola veramente passa a voi, sia perché Roberta Conte, Simone Favaretto, Gloria Bettini, Elisa Giaretta, Matteo Telatin e Alberto Lanzavecchia vi condurranno, insomma, a sviscerare questi contenuti. Avrete anche modo poi di diventare voi i protagonisti narratori di quello che per voi è l'educazione finanziaria imparata in questo tempo. Per cui grazie anche della pazienza e chiudo così ringraziando le colleghe Sabrina e Silvia di Recop Veneto e tutti coloro che sono intervenuti. Io non so se alla fine siamo riusciti a recuperare Bruno Candida. Non mi sembra. Vedremo di recuperarlo e comunque avrete modo di conoscerlo e di conoscere tutti i suoi colleghi quando andrete direttamente appunto in banca. Io ringrazio veramente i ragazzi anche per la pazienza, però dai, avete fatto 2 ore, 1 ora e mezza di scuola un po' particolare oggi, ma poi vedrete che Education è veramente per voi e con voi, nel senso che sarete anche voi poi a fare con i formatori, a chiedere anche quello che preferite, di cui preferite parlare. Noi vi lasciamo con il video che abbiamo iniziato appunto proprio dando là quello che è il senso del credito cooperativo, ce ne ha parlato appunto anche Bank Station. Vi devo ricordare una cosa importante perché dalla regia me lo dicono, che ovviamente noi faremo foto, faremo contenuti e chiediamo anche a voi in questo senso di aiutarci con i contenuti social, perché sappiamo appunto che voi usate molto i social, anche noi tra virgolette vecchi in qualche modo lo facciamo, ma preferiamo farlo assieme a voi, quindi abbiamo anche i canali social che potete seguire, già troverete tutte le cose fatte lo scorso anno, ci possiamo mettere anche del nostro con appunto foto degli incontri a scuola, foto degli incontri delle banche, produzioni vostre, tutto quello che volete. Anzi, se volete farvi qualcosa, un selfie, un video, farci delle domande, sono aperti. Flavia, ecco, se ci fa vedere, ecco, questi sono, se volete, i QR code per accedere sia al canale Instagram che al canale Facebook di Education. So che usate di più Instagram, magari però con i professori riuscite anche ad entrare con i vostri genitori, perché è anche importante che questa cosa passi anche ai vostri genitori. Potete anche parlare assieme a casa di educazione finanziaria, anzi una cosa secondo me importante e insolita. Quindi qui trovate tutto, sia Instagram che Facebook, e quindi aspettiamo anche i vostri contenuti e le vostre proposte. Come è scritto anche nella chat, arriveremo con i calendari, quindi saprete quando farete queste lezioni a scuola, quando inizierete con le lezioni a scuola e poi con le visite in banca.
Noi vi lasciamo appunto con il senso del credito cooperativo di cui appunto vi ha parlato Banks Station prima e vi auguriamo naturalmente una buona giornata e un buon in bocca al lupo per questa seconda edizione di Education. Grazie alla Federazione delle BCC del Nord-Est, alle 5 banche coinvolte, a tutte le scuole, ad IRECOP e a tutti i formatori. Grazie mille, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie. Buona giornata a voi, grazie. Buona giornata a tutti. Buongiorno. Mentre vi salutiamo, cerchiamo il video così possiamo completarne la visione, ma poi tutti i materiali vi verranno anche inviati per rivedere, insomma, con calma le proposte della mattinata. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, grazie, arrivederci. Ciao. Ciao ragazzi. Il nostro paese, regno di un'incredibile biodiversità culturale, ambientale, sociale, economica, figlia dell'iniziativa di infiniti talenti stratificati nei secoli, di una creatività che ha cercato, non sempre trovandolo, un equilibrio tra uomo e natura, tra esistere e vivere, provando a connettere tutto. Come qui, tra i monti delle Madonie, nel cuore di una Sicilia che era il granaio degli imperi, con i paesi circondati da ipnotiche maree giallo-oro, dove le spighe sono tornate a svettare alte grazie ai grani antichi, dai nomi suggestivi, Tumminia, Maiorca, Perciasacchi o il nero dei Nebrodi, come quello che coltiva Giuseppe, innamorato della sua terra, ma ancora di più del benessere che questa può dare agli abitanti che la vivono e la rispettano. La mia famiglia mi ha trasmesso l'amare alla terra e il mio scopo è di chiudere la filiera in qualche cosa. E ho deciso di chiudere con i grani antichi. Una filiera del cibo legata all'unicità della terra, che in molte parti d'Italia si sta salvando grazie all'impegno di persone come Giuseppe, che ha trovato le forze per trasformare la sua visione in un progetto concreto, aprendo un mulino a pietra per fare quella farina che caratterizza l'unicità di questo angolo d'Italia. Mangiando il naturale è come anticorpo per malattie, come prevenzione. Altro che medicine. Tutto questo significa protezione della biodiversità e del nostro organismo, grazie ad un'alimentazione che aiuta anche la narrazione dei territori. Come a San Leo, in Romagna, un borgo da cui, anche se non sembra nemmeno possibile, quasi tutti se ne sono andati via. E quando anche proprio il forno stava chiudendo, un gruppo di giovani ha deciso di invertire il trend dell'abbandono e di aprire una cooperativa di comunità per tenerlo aperto, per non perdere quell'odore di pane appena sfornato che restituisce perfettamente la sensazione che un luogo sia vivo. Uno dei primi bisogni, una delle prime necessità per il nostro paese era appunto il forno, il pane, ma non solo come cibo, ma proprio come vita sociale. E così il forno riapre e si torna ad impastare il pane, ma di giorno, non di notte.
ed avere una vita migliore, un motivo per restare invece che andare. Rilevando anche l'ultima bottega che stava per chiudere e difendere un luogo dove stare bene. Penso che ci sono tanti giovani, una nuova generazione che sta crescendo, che cerca di lavorare sempre meglio in luoghi sempre più belli, ma non soltanto belli, curati, mantenuti. Salvare i nostri piccoli paesi dall'abbandono significa preservare la nostra memoria. Una storia scritta ad esempio nei diari personali che grazie ad un progetto visionario in cui tanti hanno creduto hanno raccolto a Pieve di Santo Stefano in provincia di Arezzo, dove sono archiviati oltre 10.000 diari arrivati da ogni parte del mondo, grazie alla visione di un giornalista come Saverio Tutino. Qui lui dice: voglio dare voce ai tanti senza storia, alla gente comune che non ha voce. Tutino sai come lo chiamava? Il privilegio di ascoltare il fruscio degli altri. Un luogo dove sono raccolte le parole, che diventa uno spazio di narrazione e di ascolto. Un luogo di esperienze sensoriali. Un luogo di stupore davanti ad un diario scritto sul lenzuolo più prezioso perché la carta era finita. Un luogo di cultura che crea lavoro. Si parla di giovani che sono costretti ad andare all'estero per cercare di realizzarsi. Io ho l'opportunità di scegliere. Lottare per il privilegio di poter scegliere, se serve anche salvando la propria attività, come hanno fatto gli operai delle Carpenterie Metalliche Umbre, che nel 2018 hanno comprato l'azienda che era fallita e ne sono diventati i proprietari. Con il coraggio di tenere in mano la propria esistenza fatta di fuoco e acciaio. Insieme stiamo realizzando un sogno. Guardare oltre la punta del naso ci può rendere persone migliori e può costruire un sistema Italia migliore. Gli operai sono diventati imprenditori e l'orgoglio per quello che fanno glielo leggi negli occhi. I risparmi che avevano in banca li hanno messi in gioco per costruirsi una vita scelta, sostenendosi l'un l'altro, rompendo gli schemi. Perché alla fine tu sei il lavoratore, ma tecnicamente sei anche uno dei proprietari di questa azienda. Questo è vero, sì, questo è vero. E che sensazione è? Una gioia. L'industria pesante che si mescola con l'innovazione. Su, a Brescia, dove due ragazzi che andavano insieme all'università hanno creato un'azienda che si occupa di tracciare tutto quello che accade ad un prodotto per garantirne qualità, sicurezza e sostenibilità. Entri nell'ambito dell'etica, di come vengono sviluppate le filiere. E tutto questo deve essere tracciato e deve essere raccontato e deve essere portato a disposizione del consumatore, che può consapevolmente decidere quale prodotto consumare. Sono un'eccellenza mondiale nel creare strumenti funzionali ad una maggiore consapevolezza del nostro vivere quotidiano, ma anche le condizioni perché il posto di lavoro possa essere un luogo dove realizzare se stessi. Perché poi alla fine, quando finisci per fare qualcosa che veramente ti piace, lo capisci davvero. Sono tanti i tasselli di un mosaico per connettere la complessità in cui viviamo, dove la finanza è la linfa per sostenere il coraggio di provarci e di resistere quando serve, dove ognuno si prende la responsabilità di fare la propria parte, dove i progetti dei singoli significano un progresso collettivo, perché un paese dove si può credere nei sogni è un paese sano. E quando tutti i tasselli vanno al loro posto, quello che funziona è un sistema paese, dove l'economia è un processo di scelte per imparare a vivere bene insieme, dove la fiducia e la mutualità sono le basi per cercare il bene comune e una felicità condivisa in una comunità viva.
po'. No, guarda, adesso mi faccio dare un feedback anche dalla... Allora, abbiamo condiviso il video finale, quindi io lascio la parola a Michaela se volete fare un saluto. E Insomma, allora grazie davvero a tutti, siamo entrati anche con questo mood, comunque poi vi invieremo anche il video così potrete rivederlo anche a scuola, magari aspettando i formatori. In bocca al lupo a tutti e buona giornata e buona fine scuola e ci rivediamo prestissimo. Grazie a Arrivederci a tutti. tutti. Arrivederci a tutti. Tanto per